Giorgio, partiamo con i trapianti. Dunque, un 2023 da ricordare. Secondo lei cosa ha dovuto questo aumento di trapianti? Perché ci abbiamo creduto, abbiamo dei professionisti che sono eccezionali, con dei team eccezionali, una grande cultura alla donazione, visto e considerato che si vede che l'opposizione alla donazione in Italia è mediamente del 31%, in Veneto è sotto il 19%, il che vuol dire che la cultura della donazione e quindi conseguentemente del trapianto cresce sempre di più ed è una cultura che poi si trasforma in aspettative di vita per chi non ce l'ha. Quindi ci sarà anche una riflessione su cosa bisognerà fare per mantenere questa cultura e quindi per mantenere anche, diciamo, a un certo livello le strutture che si occupano appunto dei trapianti. Beh, Cosa si farà? da parte nostra continuare a investire è quello che stiamo facendo, prova ne sia che si parla di trapianto di cuore non battente, si parla di trapianti, diciamo, che sono in crescita, 35 trapianti, diciamo, da donatori, diciamo, a cuore fermo, ma ancora gli oltre 760 trapianti di quest'anno con dei primati unici, 76 trapianti di cuore piuttosto che i 193 di fegato e molto altro ancora. Voglio solo dire che poi dall'altro c'è l'animazione territoriale, cioè il lavoro dei volontari e il lavoro di tutti quelli che lavorano affinché ci sia questa cultura sempre più diffusa alla donazione. Una prova ne sia che sono oltre 2600 le donazioni di cornea ogni anno, siamo i primi a livello internazionale. Aprendo l'ultima cosa, la conferenza di oggi con i dati eccezionali dei trapianti in Veneto 2023, lei ha detto tanti anni fa anche con i trapianti c'era Sì. il comitato del no, un po' come oggi col fine vita. Ma un comitato agguerrito del no. Vi ricordo che quando si parlava, io ero ragazzino e poi andavo alle superiori, ricordo che Maurizio Costanzo, che io ho ricordato, fece una campagna paurosa durante il Costanzo Show per stimolare ad avere una legge per la possibilità di donare gli organi. La donazione dell'organo in quegli anni era quasi considerata un sacrilegio, no? Cioè una violazione di quello che è poi l'intimità del corpo, cioè il donare un cuore. Ecco, noi abbiamo avuto Busnello che ha donato, il povero Busnello ha donato il cuore a Ilario Lazzari, è stato il primo trapianto di cuore, guarda caso ancora una volta in Veneto, la Repubblica Veneta.